tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata dei riassunti spicci. Non me la sento! L'argomento che tratteremo oggi riguarda la storia, anzi un momento fondamentale della storia italiana, ovvero il Risorgimento. Meglio detto anche Pasqua! Claudio! Il Risorgimento è Pasqua! Cominciamo. Sigla. Il Risorgimento è quel periodo storico che parte dalla seconda... Parte venerdì perché venerdì Gesù muore. Poi sabato non si fa niente e poi domenica si va a messa perché c'è il Risorgimento di Gesù. A metà del XIX secolo... A metà del XIX... A metà del XIX... Nel XIX tempo. Nelle regioni italiane governate dall'impero austriaco. In questa puntata non sappiamo parlare. A metà del XIX secolo, nelle regioni italiane controllate dall'Austria, cominciano ad esserci dei veri e propri moti di rivoluzione che nascono proprio dalla volontà di unire la nazione, in questo caso l'Italia. In genere i patrioti si riunivano in società segrete per non essere arrestati. La società più conosciuta e più grande fu la Carboneria. Sì, facevano grigliate, tutto in segreto. Grigliate, carbonella, diavoline. Perché se Pasqua è il Risorgimento, poi dopo Pasqua che c'è? La Pasquetta. E per forza si dovevano riunire la Carboneria. Claudio! Chi fa la Carbonella? Facenti parte della Carboneria vengono chiamati carbonari. E perché poi a fine giornata dice c'ho ancora fame, una carbonara e via. Il nostro paese, ovvero l'Italia, conquistò l'indipendenza dopo 3 moti di rivoluzione che diventarono vere e proprie guerre contro gli austriaci. La prima guerra di ribellione scoppiò nel 1848. 1840. Durante la prima guerra di ribellione, il re di Sardegna, Carlo Alberto di Savoia, inventò il tiramisù. Chi No, Savoiardi? Claudio, Sì, io sono scioccata. Ci sta Savoia, chi Savoiardi? Carlo Alberto di Savoia attaccò gli austriaci. In un primo momento stava per vincere, ma purtroppo perse. Savoia? Sì. Quindi fu costretto ad abdicare in favore di suo figlio Vittorio Emanuele II. E si è aperto un negozio di tiramisù e feci comunque successo. No. Il padre abdicò a favore di suo figlio. Abdicò non so che significa. Cadde. E dillo cadde! Cadde in Non è favore che di io suo quando figlio. sono per strada dico che stavo abdicando, no? Quando nel 1849 Vittorio Emanuele II diventa re del Regno Sabaudo, Si andò a Sanremo. Chi se ne va a Sanremo? Pippo Sabaudo. Pippo Sabaudo. Al suo fianco diventa primo ministro Camillo Benso conte di Cavour. Camillo Benso conte di Cavour era un giovane aristocratico molto istruito e che cercò di avvicinare il regno sabaudo alle ideologie e al mercato europeo. Infatti migliorò le infrastrutture, i trasporti, l'economia, ma soprattutto cercò di unire, di creare un contatto con Napoleone III di Francia. Napoleone arrivò! La seconda guerra di indipendenza scoppiò nel 1859. Fu combattuta sempre dall'Italia. Ma quale Italia che ancora non esiste? L'Italia che dico! La seconda guerra di indipendenza scoppiò nel 1859 e fu combattuta sempre contro l'Austria dal Regno di Sardegna. Siamo in guerra, siamo io! E dov'è l'Austria? Dov'è l'Austria? Che gli diamo un poco che di però ferro, un poco di purcello e l'ammazziamo così l'ammazziamo. Stavolta la Francia era alleata al Regno di Sardegna. Proprio per questa unione la guerra fu vinta. Questo provocò l'annessione della Lombardia, Parma, bello prosciutto, Romagna, la bella piadina, Toscana, la bella fiorentina e Modena. A Modena chi si mangia? L'Italia cominciava a costruirsi. Un uomo che giocò un ruolo fondamentale per l'Unione Italiana fu senza dubbio Francesco Totti. Claudio, vattene fuori! Vattene! L'uomo che giocò un ruolo fondamentale per l'Unione Italiana fu senza dubbio Giuseppe Garibaldi. Garibaldi, grande centrocampista. Giuseppe Garibaldi, sì, infatti, bravo, lo vedi che Giuseppe Garibaldi, chiamato anche l'eroe dei due mondi. L'eroe dei due mondi. Perché aveva lottato anche in Sud America. E quando c'era Sciarra tu sapigliava, che? Aveva combattuto sia durante la prima guerra di rivoluzione che durante la seconda guerra di rivoluzione. Era un cornatore. Ed è proprio per questo motivo che Francesco Crispi
si mangiava tanti hamburger, infatti poi hanno dedicato il Crispy McBacon. Francesco Crispi e Rosolino Pilo, Sì, Rosolino Pino e Schino non si depilava mai. che stavano organizzando una spedizione per liberare la Sicilia, Sicilia. decisero che Giuseppe Garibaldi era la persona giusta. Sì, perché ci piaceva la ricotta. E fu così Sì. che nel maggio del 1860 Giuseppe 1860 Garibaldi partì con 1000 volontari alla Uno su volta 1000 ce la fa. alla volta della Sicilia. Sì. Dopo alcune vittorie Sì. e dopo l'insurrezione di Palermo, Sì. il 14 maggio del 1860 la Sicilia viene liberata Oh. dai Borboni. Oh, e bacio, tutti siamo borbottati. A giugno Garibaldi arriva in Calabria Sì. e la libera. Si mangia bella sorpresata. A settembre arriva a Napoli e la libera. libera. E ci mangiamo bello babà. Vedi Garibaldi. Ma soprattutto Garibaldi incontra a Teano il re Vittorio Emanuele II e gli consegna tutti i territori liberati. Sì. Garibaldi si ritira a Caprera. Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II viene proclamato re d'Italia. Grande, grande, un applauso. La capitale fu Torino. Torino. 2 mesi dopo, purtroppo, morì Camillo Benso, conte di Cavour. Le ultime parole che disse furono: l'Italia è fatta, tutto è salvo. Infatti ci chiamiamo tutti Salvo in Sicilia. Salvo e ci chiamano tutti. Salvo, tutto è salvo. Ancora però l'Italia non era tutta completa Ma guarda. ed è per questo che scoppiò la terza guerra di indipendenza. Venne liberato il Veneto e con cui venne finalmente presa Roma. Oh. Nel 1870 i bersaglieri entrarono a Roma e la famosissima breccia di Porta Pia. Le breccia corte. E nel 1871, con l'Italia unita, Roma divenne capitale. E adesso, visto che finalmente l'Italia è unita, Casisa ci ripete il risorgimento. No, non me la posso sentire. Dai amore, forza, dimostraci che hai capito qualcosa. Il risorgimento è un periodo storico che si sviluppa nella seconda metà dell'Ottocento. Perché? Praticamente l'Italia ancora non era unita, era tutta ognuno per fatti suoi ed eravamo sotto l'impero austriaco. Bravo. Che c'erano la Sardegna con la Sardegna Ricomincia che ti spacco la faccia, che ho spiegato tutto. e il risorgimento è un periodo storico che si sviluppa nella seconda metà dell'Ottocento. E fino a qua ci siamo. Oh, che cosa succede? Che prima l'Italia, quando non era ancora unita, c'erano dei patrioti che si riunivano in segretezza per cercare di capire come unire l'Italia. La Carboneria, oltre a fare la carbonella per la Pasquetta dopo il risorgimento, praticamente cercavano di capire come si poteva unificare l'Italia. Quante guerre ci sono state per l'indipendenza italiana? Allora, ci sono state 3 guerre di Perfetto, indipendenza. ok. Nella prima guerra di indipendenza praticamente furono liberate la Lombardia, Parma. Assolutamente no, non ha capito una mazza! Nella prima guerra di indipendenza il regno Sabaudo, diretto da Pippo Sabaudo, Non è vero. con l'orchestra di Beppe Vessicchio contro gli austriaci, ma Sabaudo hanno perso. Allora che è successo? A questo punto, dopo la sconfitta, il re Sabaudo abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele II. Il primo ministro di Vittorio Emanuele II fu uno intelligente, che lui dice scritto, dice che era Camillo Benso di Cavour. Camillo Benso di Cavour che fece? Praticamente si unì con la Francia, ti faccio vedere io, noi ci uniamo il regno Sabaudo con la Francia e lottiamo contro l'impero austriaco e hanno vinto e hanno unito Lombardia, Parma, Romagna, Toscana e Modena, capito? La terza guerra di indipendenza. Aspetta, prima è la terza guerra di indipendenza! In mezzo Non ha caputo niente, non ha caputo! Non ha caputo niente, non ha caputo! Giuseppe Garibaldi! Sì. Detto regno dei due mondi. Ma il regno dei due mondi chi? L'uomo dei due, l'eroe dei due mondi! Non ha caputo niente! Giuseppe Garibaldi detto l'eroe dei due mondi. Picchiera sciarrettiero, si pigliava qui scene con tutte. Aveva fatto guerre pure in Sud America e quindi per questo era eroe dei due mondi.
partì alla conquista della Sicilia. Si partì con 1000 persone che lo seguivano, 1000. Arrivò in Sicilia, liberò la Sicilia dai Borboni, liberò la Calabria, liberò Napoli. Dopodiché disse: picciotti, io mi affermare 5 minuti che raga posso fare tutto io. Consegnò questi territori a Vittorio Emanuele II. Ci si già. Qua c'è tutto quello che ho potuto fare e qua Sicilia, Calabria e Napoli. Io me ne vado in vacanza a Caprara. A Caprera! Nel 1861 Nel 1861 Vittorio Emanuele II fu nominato Re d'Italia! d'Italia! Naccabuto niente, naccabuto. Dillo di nuovo tu da solo cortesemente perché ti spacco vero la faccia. Vittorio Emanuele II nel 1861 venne proclamato Re d'Italia. E tu mischinazzo. Camillo Benso di Cavour, dopo che ha fatto tutto il suo bordello, muore dopo 2 mesi. Disse: l'Italia è fatta, io sono salvo. Tutto è salvo. Ha avuto anche dei crisi di identità. Naccabuto niente, naccabuto. L'Italia è fatta, tutto è salvo. Ma ancora l'Italia non era tutta unita. Mancava il Veneto e mancava Roma. Mancava il Veneto e Roma e furono annesse il Veneto e Roma e nel 1871 vennero unite Veneto e Roma divenne capitale. Vero così è? Benissimo ragazzi, anche per oggi abbiamo finito con il nostro riassunto spiccio. Ci vediamo lunedì prossimo per un altro riassunto spiccio. Non lo so. Grazie mille ragazzi, buono studio! Saluto a Pippo Sabau!